Purtroppo abbiamo un trend in crescita, anche perché mancano ancora 2 mesi alla fine dell'anno e magari non succedessero più incidenti mortali. I numeri oggi sono a 59, quindi con un leggero aumento rispetto al 2023. 59 vittime sulle strade della Marca nel 2024, crescono rispetto al 2023, anno in cui si era invece registrato un lieve calo. In questi primi 10 mesi dell'anno le persone che hanno perso la vita nel Trevigiano sono 6 in più, un più 10% che preoccupa la provincia nonostante l'impegno per la prevenzione e la sensibilizzazione dei ragazzi sulla sicurezza stradale. È un trend che preoccupa, rispetto al quale io credo che comunque bisogna continuare a lavorare con la sensibilizzazione, con il diffondere la consapevolezza della responsabilità nel momento in cui si utilizza un mezzo in strada, che questo può servire sia a livello attivo che a livello passivo. Il rammarico sta perché anche di recente in provincia abbiamo fatto quelle simulazioni pratiche e il pensiero va alla simulazione dell'incidente tra uno scooter e un'auto, e qui mi corre il pensiero a ciò che può aver vissuto Kevin ed è drammatico. I dati raccolti da ACI raccontano di una provincia ai primi posti per sinistri, 288 solo a Treviso, seguita da Conegliano 106 e da Montebelluna 93, questo nell'anno 2023. Non manca l'appello alla sicurezza anche del presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Che in generale le strade sono sicure, siamo noi umani che le rendiamo insicure e quindi dobbiamo continuare a investire sulla sicurezza stradale. Vediamo che gran parte dei morti in strada vengono per fuoriuscita di strada in solitaria, questo ci dà già un'indicazione. La distrazione in auto è pericolosissima, soprattutto in un mondo nel quale c'è sempre la tentazione di guardare il telefonino e quindi c'è la distrazione. In generale, ripeto, cultura rispetto alla sicurezza stradale, investimenti partendo dai più giovani.